Amici di Teletutto, ben trovati a Centro Anch'io. Rieccoci qui, alle mie spalle Palazzo Loggia, il palazzo simbolo della nostra città. Ve lo racconteremo in questa e nelle prossime puntate. Restate con noi. La prima pietra fu posata nel 1492, l'anno della scoperta dell'America e della fine del Medioevo. Al progetto del palazzo lavorarono per quasi 300 anni famosi architetti come Andrea Palladio, Jacopo Sansovino o Luigi Vanvitelli e il bresciano Ludovico Beretta. L'attuale copertura del palazzo ha una forma detta carena di nave rovesciata, è in piombo ed è stata posizionata nel 1914. Essa è una copia della copertura originale del Cinquecento, che purtroppo andò perduta nell'incendio del 1575, in cui vennero distrutti anche 3 grandi dipinti del famoso pittore Tiziano. Scopriamo insieme ora questo detto popolare. Seul più bel dello Zelanda che è scappata il merlo. Chi ci sa rispondere? Un po' difficile, eh? Sul più bello dell'Uccellanda è scappato l'uccello. Cos'è? Che fa andare l'Ucelanda? La Finlandia. La Finlandia, no l'Uccellanda. L'Uccellanda ce n'è tante che ne scappano qua. Buono. Sul più bello, Uccellanda, non so, saranno dove andavano a cacciare cose, è scappato il merlo però non so, andava preso il merlo, ma chissà. Ma no, può essere interpretato anche in mezzo a tante ragazze che è scappato un bel ragazzo che magari lo volevano. Sì. Lei l'ha già trovato il bel ragazzo, eh? Lo Zelanda può essere anche un gruppo di ragazze. Scusa, un gruppo di ragazze, il merlo è scappato che se lo volevano acchiappare. La signora chiediamo questa. Seul più bel dello Zelanda che è scappata il merlo. Quando tutto sembra che vada a buon fine, è scappato l'elemento più importante, non so. Sul più bel dello Zelanda che è scappata il merlo. Sul più bel dello Zelanda scappare il merlo potrebbe essere al punto più bello di una faccenda arriva l'imprevisto che non ti aspetti. Lei ne ha avuto dei punti belli. Sì, moltissimi, alcuni non si possono raccontare, altri vabbè sono banalissimi. Quando pensavi di, non so, aver raggiunto, non so, essere in coda per prendere un biglietto al Teatro Grande, arrivi i biglietti sono esauriti. Vabbè, Ok? si salta la coda? No, si salta lo spettacolo. Grazie, ciao. Io non ho visto. Chi è però? Sul più bello della caccia è scappato il merlo, l'uccello, quindi nel pieno della campagna, l'oggetto principale di questa campagna è fuggito. E nella vita di tutti i giorni, quando si dice sul più bel dello Zelanda che è scappata il merlo? Lo Zelanda certamente è una ricerca di persone non molto esperte. Il merlo è anche quella persona che non è tanto, diciamo, pronta a affrontare le situazioni della vita. Diciamo che l'occasione è sfuggita, ecco. È che il più bello del coso, lui. Cioè? Il più bello del ridere che è scappato. A lei sono capitati momenti dove si rideva e poi che è scappato tutto? Con chi? Dove? Dove? Perché ha preso un po' di però. Il più bello dello Zelanda che è scappato a seta. Dice che è in diretta depresso. Luigi, saluti Mazzano, va? Buono, va bene. Saluto Mazzano. Anche quelli di Ciliver, che se no se la prendono male. E Molinetto anche. Chi salutiamo? La mia moglie Daniela. Ma lei va a spasso senza moglie? Qui appena, è solo un giorno a settimana. Sul più bello dello Zelanda che è scappata il merlo, che significa, facile dai, sul più bello dell'uccellagione è fuggito il merlo. Complimenti agli amici e alle amiche che hanno risposto correttamente, anche voi a casa che vi siete divertiti a ricordarvi questo detto insieme a noi. Insomma, quando tutto sembra andare per il meglio, ecco l'imprevisto, il temporale al picnic, insomma, per intenderci. Grazie a tutti amici, alla prossima puntata, ciao!